Parlavano tra loro di mucche e formaggi, ma non erano tranquilli malgari, bensì una banda ben organizzata di ladri predoni. 11 romeni di origine nomade sono stati arrestati dalla squadra mobile di Padova, coordinata nell'operazione dal servizio centrale operativo della polizia. Derubavano ditte metallurgiche, edili, bar e cimiteri. Il loro business principale era rappresentato da ottone e rame. Le mucche erano in codice i camion necessari al trasporto, il formaggio, il possibile ricavo dalla vendita dei beni. Le indagini sono iniziate dopo 2 furti avvenuti la scorsa estate in un'azienda della zona industriale di Padova che nel giro di circa un mese era stata derubata di decine di bobine di ottone per un valore di 210.000 euro. Sì, ricavi veramente importantissimi, abbiamo fatto un calcolo nei 6 mesi di indagine, oltre 2 milioni di euro di refurtiva. Che il gruppo stoccava in 2 capannoni del milanese insieme ad altri bottini come materiale elettrico, rame, macchine da videopoker, hi-fi, betoniere, camion, furgoni, attrezzature edili e da giardinaggio, pronti per essere rivenduti in Italia e all'estero. Perché questo gruppo aveva anche una rete di fiancheggiatori e ricettatori, tra cui emergono anche alcuni cittadini italiani. I romeni provenivano dal campo nomadi di via San Dionigi a Milano. Nel gruppo c'era anche una donna incaricata di viaggiare su un'auto pulita con i materiali rubati più leggeri e piccoli. Al gruppo il pubblico ministero Francesco Tonon addebita anche il furto di 6 videopoker da un bar di San Michele di Borgoricco nel Padovano. Le attività investigative svolte in stretta collaborazione con le squadre mobili di Milano, Como, Pavia, Varese e Torino hanno scoperto che in circa 6 mesi di attività la banda ha messo a segno quasi un colpo al giorno tra Veneto, Lombardia e Piemonte.